Con il turno di ballottaggio di domenica e lunedì si è chiusa in Sicilia la tornata delle elezioni amministrative per il 2021 per scegliere i sindaci e rinnovare i consigli comunali di 8 centri dell'isola, tra cui quelli in provincia di Agrigento, Canichetti Favara e Porto Empedocle, quelli in provincia di Caltanissetta come San Cataldo, Adrano nel Catanese, Vittoria in provincia di Ragusa, Lentini e Rosolini nel Siracusano. Chiamati complessivamente al voto sono stati 236.710 siciliani, si sono recati alle urne 99.512 aventi diritto, pari a un dato complessivo del 42,04%, 12,31% in meno rispetto al primo turno di 2 settimane fa. Quindi andiamo a conoscere i consiglieri comunali eletti nel comune di Porto Empedocle. Il nuovo sindaco è Calogero Martello, il candidato sostenuto da Forza Italia, liste civiche, che ha ottenuto oltre il 53% dei voti. Nulla da fare per il rivale Salvo Iacono, appoggiato da Fratelli d'Italia e UDC. Martello ottiene 3.796 voti, pari al 53,74%. Le liste collegate sono Noi per la città, con 1.277 voti, pari a 15,21%, e ottiene 3 seggi in consiglio comunale. L'altra lista collegata è quella di Progetto Comune, che ottiene 1.049 voti, pari al 12,50%, con 2 consiglieri comunali eletti. Forza Italia Berlusconi per Martello prende 1.214 voti, pari al 14,46%, ottenendo 2 consiglieri comunali. Ma andiamo a conoscere la nuova composizione del Consiglio Comunale. A Noi per la città viene eletta Concetta Sacco con 222 preferenze, Veronica Zambito con 179, Giuseppe Loiacono con 167. Per la lista Progetto Comune vengono eletti Giuseppe Grassonelli con 331, Giorgia Caruana con 289 preferenze. Quindi Forza Italia, Mari Lucaci 453 voti, che è anche la più eletta a Porto Empedocle. Il secondo è Giuseppe Iacono con 331, quindi Giancarlo Taormina. Al candidato Iacono Salvatore, detto Salvo, viene attribuito il seggio in consiglio comunale. Vediamo adesso la lista collegata al candidato Iacono. Giorgia Meloni Fratelli d'Italia ottiene 549 voti, pari al 6,54%, con un seggio. Sviluppo per Porto Empedocle 713 voti, pari all'8,49%, con un seggio. Isola Empedoclina 751 voti, pari all'8,95%, con un seggio. Liberi e Capaci 743 voti, pari all'8,85%, con un seggio. Primavera Empedoclina 698 voti, pari all'8,32%, con un seggio. Unione di Centro Lattuca Sindaco 9,84 con 826 voti, con 2 seggi. Ecco, vediamo quali sono: Fratelli d'Italia Roberto Marcolo con 163 voti, Sviluppo per Porto Empedocle Gerlando Di Francesco, Isola Empedoclina Alfonso Scimè, Liberi e Capaci Rizza Agro, Primavera Empedoclina Salvatore Agro, l'UDC Melania Nuari e Bruno Gallo. Il Movimento 5 Stelle prende 574 voti, pari al 6,84%, e viene eletto Salvatore Ersini con 220 voti.